Dai, so! Buongiorno a tutti, ci scusiamo per ovviamente la forma un po' rustica che sta assumendo questa cerimonia, ma è stata veramente improvvisata. Io vi do il benvenuto e a mia volta ringrazio per averci ospitato. Cercheremo di fare il nostro meglio per dare un po' di dignità anche militare. Chiaramente comprenderete che è passato qualche anno, quindi i meccanismi si sono arrugginiti. Come la caserma, Esatto. Dunque, io non farò grandissimi discorsi, non perderò tempo e non li prolungherò perché si rischia di diventare noiosi. Però ci tengo a dire a tutti, anche se ormai è diventato, diciamo, di dominio pubblico all'interno di quella che è la famiglia dei Leoni e di chi ha avuto modo di conoscere questa vicenda. Questa iniziativa qui è nata veramente in maniera inaspettata. Io avevo idea di venire con mio figlio qui in solitaria una domenica 13 agosto per fargli vedere i posti dove avevo prestato servizio e per dare una bandiera a questo monumento che mi rattristava vedere senza. E ho scritto sul gruppo di Facebook del 157esimo, quindi rappresentato da oltre 1300 commilitoni, che avevo avuto questa idea e che avrei poi postato delle foto come solitamente si fa. E questa cosa qui ha scatenato veramente un putiferio e nel giro di pochissimo mi è stato chiesto di spostare la data e creare un vero e proprio evento, al quale peraltro io non ero neanche preparato, per ovvi motivi. Non sono più un militare, anche se diciamo, le stellette mi sono rimaste attaccate, come si suol dire, perché sono un militare dentro, e quindi diciamo, la cosa l'ho presa come una sfida positiva. Ho cercato di organizzare al meglio, quindi ho coinvolto le associazioni d'arma insieme al preziosissimo supporto, ci tengo a dirlo, altrimenti al preziosissimo supporto di Luca Valle, che mi ha dato veramente una grande mano, si è fatto parte attiva, buona parte del lavoro l'ha fatta lui. E poi devo dire c'è stata una partecipazione spontanea da parte dell'amministrazione di Novi Ligure, che ringrazio nella persona del sindaco che è qui presente e del vice sindaco con la quale ho avuto dei contatti preliminari, la polizia municipale, alcuni commilitoni che non potendo essere qui oggi mi hanno comunque, diciamo, manifestato un sostegno anche economico, perché hanno contribuito economicamente alle spese che comunque ci sono state. Che dire, la Guardia di Finanza che ringrazio perché insomma loro comunque continuano a operare un servizio e quindi partecipare a cerimonie significa comunque sottrarre personale o comunque dover sacrificare magari ore che comunque vanno impiegate anche nel controllo del territorio e nei servizi che loro espletano. Quindi ringrazio anche loro particolarmente per averci onorato nella loro presenza. Io poi con la Guardia di Finanza ho una storia d'amore diciamo dall'alba dei tempi, perché insomma collaboro con loro quotidianamente, quindi è un piacere vederli qui oggi. Mi scuso ancora per gli errori formali che ci sono stati, che cercheremo di rendere al minimo, ma inevitabilmente ci saranno, però cercheremo di compensarli con la passione e con il trasporto che questa cerimonia mi ha veramente trasmesso. Quindi benvenuti e speriamo che tutto vada per il meglio. Una cosa sicuramente succederà, vedremo una bandiera sventolare, che è sempre un bel momento, e io voglio dare a questa cerimonia un significato che è poi quello che l'ha fatta nascere. Le generazioni si sono migliorate nel corso degli anni, cioè in genere i padri trasmettono ai figli quella che è stata la loro esperienza di vita e poi i figli ci aggiungono del loro, quindi l'umanità progredisce così. Questo è un periodo un po' particolare, un periodo non militare, era un periodo della nostra esistenza dove a volte questi valori si fa difficoltà a tramandarli. Io ci ho provato, sono felice che mio figlio li abbia voluti ricevere e quindi questo è un po' il significato con cui siamo qui oggi, cercare di trasmettere alle generazioni che seguiranno anche un qualcosa di immateriale, non pensare sempre al concreto ma anche così, ai valori che poi sono fondanti per quella che è il nostro paese, il nostro sistema di vita, il nostro modo di vivere. Grazie a tutti.
si ferma, arriva mezza giornata, sai, scoppati e sempre soliti video, sulla bandiera. Onori alla bandiera del 157° Reggimento Fanteria Leoni di Liguria. Diciamo la svelta. Sì.
Saluto soprattutto gli organizzatori di questa bella iniziativa, saluto i miei colleghi del comune di Vignole, Grondona e Pozzolo. Per noi è un piacere questa mattina essere qui e davvero quando il signor Trevisan ci ha comunicato che avrebbe avuto l'intenzione di organizzare questa manifestazione, da parte nostra c'è subito stata l'intenzione di collaborare, perché riteniamo questa iniziativa un'iniziativa che comunica alla città qualcosa, comunica alla città che in questa caserma hanno prestato servizio, hanno vissuto tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che arrivavano da ogni parte d'Italia. E è una bella iniziativa forse perché si riporta un po' indietro con gli anni e ognuno di noi ha vissuto negli anni del militare tante emozioni, tante sensazioni, anche perché si conoscevano persone appunto che arrivavano da altre parti del nostro paese e questo metteva in relazione tante culture, tante esperienze e questo sicuramente ha rappresentato per l'Italia un fatto estremamente positivo. Oggi questo non accade e ci sono giovani che hanno difficoltà a dialogare con altri giovani che arrivano da altre regioni perché non hanno l'occasione. E mentre il servizio militare metteva in relazione queste persone. Per me è fondamentale, cioè trasmettere alcuni valori alle nuove generazioni. Spirito di corpo, unità, patria, onore, gloria, sono concetti che difficilmente rientrano nel vocabolario quotidiano. Questo è un paese straordinario che esalta le sue qualità nei momenti difficili e questo sicuramente è un fatto estremamente positivo. Lo abbiamo visto nelle ultime tragedie, se tutta l'Italia pronta a reagire, a collaborare, a unirsi con chi è in difficoltà. Però noi dobbiamo vivere la quotidianità, dobbiamo vivere tutti i giorni e per vivere quotidianamente in un modo sereno abbiamo bisogno di recuperare certi valori. Quello del rispetto è fondamentale, quello della tolleranza, quello di cercare di capire che cosa dice la persona che hai di fronte. Ecco perché trasmettere questi valori alle nuove generazioni è fondamentale. E io credo che i giovani che hanno prestato servizio qui, in questa caserma, nel 157esimo, come in altre strutture militari del nostro paese, quei valori che hanno assorbito durante il servizio militare, perché tutti quando abbiamo fatto il servizio militare aspettavamo di andare a casa, di ritornare nei nostri luoghi, però ricordiamo quel periodo con emozione e anche un po' con nostalgia, forse appunto perché eravamo più giovani, ma non soltanto per quello, non soltanto per quello. E vedere la bandiera italiana su questo pennone credo che sia un fatto positivo non soltanto per le persone che sono qui, ma per la città di Novi Ligure. Questa è una caserma, una struttura straordinaria, oggi del demanio culturale. Voi vedete che nella palazzina che dà su Via Verdi c'è stata una ristrutturazione e almeno questo è un fatto positivo di decoro nei confronti della parte esterna alla città, alla via principale che passa intorno a questa caserma. Non è un periodo straordinario questo, dove le risorse economiche si possono trovare con facilità, però noi stiamo spingendo per esempio alcuni uffici dello Stato, dei centrati dello Stato, perché possono essere collocati in questa struttura. Perché pagare l'affitto ai privati quando questa è una struttura dello Stato? Ecco perché stiamo cercando di spingere perché gli uffici decentrati dello Stato possano essere collocati in questa struttura. Ecco perché
questa manifestazione, e vi ringrazio davvero per averla organizzata. Io mi auguro che ogni anno ormai si possa tenere questa manifestazione, questa iniziativa, questa commemorazione per radunare chi appunto è stato in questa caserma 12 mesi o magari per tanti anni perché prestava servizio sotto l'esercito. Questa è una caserma intitolata a Giorgi e Giorgi è stato un militare pluridecorato alla Resistenza, l'unico italiano pluridecorato alla Resistenza, e credo che sia nostro dovere organizzare una iniziativa per cercare di capire